Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Giorgia Meloni conferma la sua presenza in Via D'Amelio. Non sono mai mancata e non mancherò nemmeno quest'anno alla cerimonia per l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Così, con chiarezza, la Presidenta del Consiglio sgombra ogni dubbio sulla sua presenza alla tradizionale manifestazione del 19 luglio, ricordando a tutti che ha cominciato il suo impegno politico proprio subito dopo quella strage, e ha al contempo confermato che la modifica del reato di concorso esterno non è in alcun modo nel programma di governo. La Sicilia al primo posto per opere incompiute. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato l'aggiornamento 2022 delle opere pubbliche incompiute di interesse nazionale. La causa principale dell'interruzione dei lavori è la mancanza dei fondi. Il primo posto tra le regioni italiane va alla Sicilia, che nel 2022 ha ben 138 opere pubbliche rimaste incompiute. Migranti e flusso continuo. I migranti arrivano in Italia con un flusso mai verificatosi negli anni scorsi. Solo ieri oltre 1150 migranti sono sbarcati a Lampedusa. Il ritmo non si riesce più a reggere. È chiaro che se non si prendono subito provvedimenti urgenti, la situazione rischia di diventare gravissima. E certo non verrà risolta dagli slogan della serie "prendiamoli tutti". Ieri, su iniziativa della Presidente Meloni, è stato firmato un accordo tra l'Unione Europea e la Tunisia sulla questione migranti, che prevede il rimpatrio dei migranti tunisini irregolari e la chiusura della rotta tunisina in cambio di aiuti al paese africano. Nelle autostrade siciliane nessuna ricarica elettrica. Raddoppia la rete di ricarica per le auto elettriche in Italia, ma solo 19 su 100 hanno le colonne di ricarica ad alta potenza, cioè quelle che consentono la ricarica in meno di mezz'ora, e la differenza tra il nord e il sud è abissale. La sola Emilia-Romagna possiede più colonnine di tutte le regioni del sud. All'ultimo posto la Sicilia, che in compagnia del Molise e della Basilicata non ha nemmeno una colonnina di ricarica, né lenta né veloce. Navi Caronte sequestrate, gravi danno per le isole. Restano sotto sequestro molte navi della compagnia Caronte Tourist, che effettuano il servizio da Milazzo per le isole Eolie, da Trapani per le isole Egadi e da Palermo per Ustica. Ciò sta creando fortissimi disagi alle comunità locali e al turismo. La società ha rescisso il contratto con la regione per impossibilità ad adempiere e agisce quindi in regime di libero mercato. La vicenda è relativa ad un'inchiesta della Procura di Messina sul mancato rispetto delle condizioni del contratto d'appalto relativamente ai soggetti fragili. Occorre un immediato intervento d'emergenza del governo nazionale. Restyling della stazione centrale di Palermo. Il gruppo Ferrovie dello Stato e Grandi Stazioni Retail ha presentato un progetto di riqualificazione della stazione centrale di Palermo che prevede, tra le altre cose, l'adeguamento dell'accessibilità e l'incremento degli spazi comunicativi di ultima generazione. Lo ha annunziato il presidente della regione, Renato Schifani. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.